Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal campo Tarros di Oristano, dove fra poco è tempo di grande eccellenza con il campionato e la 14ª giornata, con le squadre che sono già in campo, tra la Tarros, padroni di casa, contro la Nuorese. Partita importante, 14ª giornata, ed eccola qua, si parte. Ancora Sanna, mette il pallone in mezzo con il buco, la palla viaggia lì tra due passi, non viaggia in porta, e c'è una grandissima occasione. Azzori, parte Azzori, c'è l'anticipo per un attimo che non arriva ancora. Azzori entra in area di rigore, si libera di un altro giocatore, il tiro di Azzori, la respinta del portiere Scarcella, ancora il cross in mezzo con Andrea Sanna che non arriva. Cross in mezzo, la palla che danza, esce fuori con il tiro piazzato di Fada, la palla che viene deviata dal portiere. Solo, va ancora Azzori, il destro! E la palla che finisce in rete! Il gol per il vantaggio è firmato Azzori quando siamo alla mezz'ora della prima frazione di gioco. Il gol quindi con Azzori per l'1-0. Il lancio in profondità verso Calaresu, il taglio proprio di Calaresu, l'anticipo di Calaresu, il tocco e la palla che esce di un soffio. E allora Azzori 3 contro 3, l'apertura per Sanna, entra in area di rigore, ancora Sanna, prova il tiro, Scarcella che dice di no, è andata a giocare adesso a destra, Cocco carica il tiro, ci prova, palla che sibila di poco, alta, calcio d'angolo. Palla in mezzo, il colpo di testa, la palla sulla traversa e poi il portiere che resta lì il pallone. C'è poi il fischio per il fallo sul portiere. Pallone perso, il lancio in profondità dove c'è Di Nardo che però è tornato a chiudersi tutta la difesa con il tiro di Di Nardo. Una magia del numero 11 della Nuorese. Che gol di Di Nardo, e la palla che finisce in rete, 1-1. Lancio ancora per Sanna, ancora Sanna, regolare la posizione, il tocco sotto di Sanna e la palla in rete. Al quarto tentativo di Sanna riesce a trovare il gol, il numero 11. Al 10° della ripresa il gol che porta di nuovo in vantaggio la Tarros. Cercare di ritrovare il pareggio, intanto Calaresu si muove, Calaresu ha la possibilità di andare avanti, ancora Calaresu con il tiro d'esterno di destro, ora per Cocco, rientra sul destro, sempre Cocco in area di rigore, ancora Cocco, la deviazione e la palla messa in rete per il pareggio, ancora di Di Nardo per il 2-2 che riporta tutto in equilibrio. A Fondis il tocco con la magia, grande giocata di Sanna, pallone incollato, ancora Fondis, la piazza Fondis, la parata, Cocco contro Tete, intanto ripiega la Tarros, ma è ancora Di Nardo, va Di Nardo, indiavolato Di Nardo, il tiro e la parata questa volta di Stevanato. C'è anche il fischio dell'arbitro, Cocco fa partire il tiro, la palla resta lì con Stevanato che non trattiene e poi la messa in calcio d'angolo. Per la verità sono pochi i giocatori della Tarros, con Sanna che mette il piedone, palla che non entra, e poi Elasi, poi Tete con il tiro e la palla che sfiora il palo. Due giocatori fondamentali, dove arriva il triplice fischio del direttore di gara che decreta la fine della partita. E allora finisce con il 2-2 tra Tarros e Nuorese.